Indovinate chi sono? Siete venuti nel mio regno! La bella Embriana prima vi ha parlato di me, ma non ho avuto il coraggio di nominarmi! Il mio nome, lo sapete che sono? Sono Spiritello! Io posso essere molto pericoloso, posso fare un sacco di dispetti se entro nelle vostre case, posso rompere piatti, mangiare dalla vostra dispensa e anche rubare degli oggetti preziosi. Sono il monarchiello! Però posso essere anche buono se mi rispettate, se mi fate trovare una sedia in casa vostra, sempre libera per me, e se mi lasciate qualcosa da mangiare, posso far trovare dei soldi nei cassetti, o anche farvi avere delle visioni che vi faranno vincere all'otto. Ma vi voglio dire una cosa, io con il cappuccio nero porto la mala sorte, ma quando invece ho il cappuccio rosso porto tanta fortuna, e stasera, grazie a Stefania, ho deciso di appendere il cappuccio rosso e di portare tanta fortuna. Ma sapete dove vi trovate qui? Qui vi trovate nella Napoli sotterranea, che è il mio regno, perché la bella Embriana vi aveva raccontato la storia di Caterinella Frezza, del bambino deforme, ma adesso io vi racconto un'altra storia. Io vi dicevo dai Pozzari, perché nel 1600 Napoli si iniziò a estendere largo e il capilotto non ce la faceva più a portare acqua a tutti i cittadini, e allora un grande benefattore, il signor Carmignano, costruì questa Napoli sotterranea per portare l'acqua in tutta Napoli. Utilizzarono i canali di tufo della vecchia Napoli fondata dai coloni greci, e quindi io attraverso i canali che portavano l'acqua nelle case mi infilavo, e a volte mi prendevo qualche ricordino giusto per un rimborso di spese, oppure mi intrattenevo con le belle signore. Infatti, se vi capitasse una gravidanza indesiderata, nessuna preoccupazione, dite a vostro marito: è stato il monacchiello!